Nemmeno i suoi malanni fisici che lo costringevano ad usare le stampelle lo hanno fermato. Un 41enne, originario dell'Est Europa, ha provato ugualmente a rubare alcuni capi di abbigliamento dal punto vendita OVS in pieno centro a Padova. L'uomo, però, è stato notato dai commessi, a cui ha prima restituito una giacca del valore di 50 euro, cercando poi di darsi alla fuga. Rallentato però dalle stampelle, è stato fermato da dei dipendenti sempre del negozio. Il 41enne, già noto alle forze dell'ordine, vistosi in trappola, ha impugnato le stampelle in posizione orizzontale, agitandole con violenza verso l'addome del responsabile del negozio per colpirlo e aprirsi un varco. Il tempestivo intervento di una pattuglia dei carabinieri ha permesso di fermarlo. È stato trovato in possesso di una polo restituita al proprietario. L'uomo è stato individuato anche quale presunto responsabile di un furto consumato la scorsa settimana nel medesimo esercizio commerciale, da cui era stata rubata una giacca in pelle e uno zaino. Dichiarato in stato di arresto, su disposizione della Procura della Repubblica di Padova, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale dell'Arma in attesa dell'udienza di convalida. Il GIP ha quindi convalidato l'arresto e disposto per l'indagato l'obbligo di firma.